stato un modo irrituale per iniziare una legislatura, perché di solito i consiglieri intervengono per la prima volta in aula per le dichiarazioni programmatiche. Ancora non ci sono, come non c'è la giunta, e quindi il calendario ha fatto sì che per la prima volta il primo intervento dei consiglieri in aula fosse legato al passato e non al futuro, come avviene sempre. E credo che abbia avuto anche dei risvolti utili, perché una riflessione che ovviamente non è stata profonda, per come non lo può essere quella in discorsi di 5 minuti, sugli ultimi 200 anni della nostra regione, può essere un modo per ragionare meglio del futuro e di capire come problemi atavici possono essere superati. Abbiamo conosciuto in passato stagioni di soprusi, di angherie, di dominazioni. Quella che viviamo oggi è ugualmente una stagione di grandi prevaricazioni dall'esterno, in cui i sardi faticano a far sentire la propria voce e faticano a vincere le loro rivendicazioni legittime nei confronti dello Stato. Ebbene, nella storia abbiamo conosciuto anche momenti gloriosi e momenti eroici, a cui oggi l'Aula si deve ispirare.